Siamo con il dottor Calamita qui presso la struttura sportiva del Villaggio Mosè. Nella sua qualità di presidente del Lions Club ha aderito all'iniziativa 100 piazze per lo sport. Due impegni, due prossimi appuntamenti che lo stesso dottore Calamita ci vorrà illustrare. Sì, oggi questa mattina siamo qui in questo campetto di mini basket che abbiamo voluto recuperare. È caso di dire il bello chiama il bello. Accanto abbiamo una cosa preziosa che è stata realizzata con la volontà di tanti cittadini, il Parco di Alice, e allora il recupero di quest'area ci ha portati a recuperare l'area attigua, che era questa porzione di spazio che vediamo che era assolutamente abbandonata. Abbiamo installato due nuovi canestri, abbiamo un po' segnato le righe per fare un campetto di mini basket, non è regolamentare chiaramente, però già da quanto i canestri sono impiantati i ragazzi vengono a giocare qui. Qual è il messaggio? Io personalmente, ma il club nostro, il Lions Club Agrigento d'Aosta e anche il distretto, crediamo molto nello sport come momento di formazione, come momento per allontanare i ragazzi da cattive abitudini. Invece lo sport sicuramente ci aiuta ad avere una vita dedicata più alla cultura del nostro fisico, ma anche alla cultura della mente. Impegnarsi in qualcosa che sia collettivo ci consente di essere sicuramente migliore e di avere un futuro nell'età avanzata sicuramente migliore. Ci sarà un altro appuntamento, giorno 10 giugno? Sì, sempre nell'ottica dello sport come momento di cultura e di formazione per i giovani. Questa volta è rivolto ai giovani un pochettino più grandi, perché il campetto di basket è rivolto a tutti. E ricordo, mercoledì prossimo sarà inaugurato dai giovani della Fortitudo alle ore 18. Cosa faremo il 10 giugno? Inizierà il secondo Bike Tour Trophy Agragas. L'anno scorso è stato il primo appuntamento, quest'anno siamo riusciti ad entrare all'interno del circuito regionale di queste gare, quindi avremo una presenza qualificata e maggiore di ciclisti, e noi stimiamo circa 400, che sono un gran numero per il ciclismo siciliano. Il percorso che noi faremo è un percorso chiaramente non è rivolto diciamo, agli amatori, ma è rivolto ai professionisti. Partiremo dal Viale della Vittoria, che è un classico, mi permetto di dire, dove faremo anche il ristoro. E poi passeremo per la via Tenea, via Manzoni, San Leone, e poi sono due gare contemporaneamente, una di 76 e una di 106 km, la Mezzofonto e la Gran Fonto, e arriveremo passeremo Favara, Castrofilippo, Campobello di Cata, Canicati, e poi ritorneremo indietro